Era meglio che mi abbia fatto entrare a scuola perché c'avevo il professore di matematica per il compagno facevo nuovo. Dorghi un 3 a mio figlio che sei un genio. Beh, se sei come il papà. Come? No, niente. Vado a scuola e mi dice: ha prenotato il colloquio. Ma no, e deve prenotare attraverso il registro elettronico. E chi sei buono? Sento ore che provo. Nel 2025 il registro elettronico è la cosa più facile al mondo. Sì. E non sei più come i nostri anni che ti tornavi a casa e ti domandavi: com'è andata oggi a scuola? Bene. Cosa avete fatto? Niente. Oggi un genitore è aggiornato in tempo reale. Sorprese, non ce ne sono. Allora qua, inglese, 4, italiano, 3. come 3? Hai appena c'è la nota. Il ragazzo guarda TikTok durante la lezione e si rifiuta di consegnare lo smartphone. Mi sa che sia meglio che vada a prenotare anche a me un colloquio con i professori. Nei punti digitale facile i facilitatori sono in grado di darti indicazioni anche per quanto riguarda il registro elettronico e possono affiancarti per imparare come utilizzarlo al meglio. Sì, ma non è mica colpa dei suoi, è colpa dei professori che sono incompetenti e maleducati. Oh, portami un altro caffè! Certo, l'educazione digitale è importante, ma anche l'educazione da sola sarebbe già qualcosa.